Don Mario, oggi una testimonianza, una prova di forza per questa vicenda dell'AICA. Sono tante le vicende che voi come cartello sociale avete messo in evidenza, oggi è la volta dell'acqua. Cosa sta succedendo? Cosa chiedete fattivamente qui stamattina davanti alla prefettura di Agrigento? Io ricordo soltanto a quelli che hanno scritto e costituito AICA, che hanno preso un impegno con i loro cittadini, e quindi se c'è un cambiamento di idea, di programma, di impostazione politica, che lo dicano apertamente ai propri cittadini, dicendo però anche ai propri cittadini che eventuali costi di cambiamento di idea sarebbero a carico dei propri cittadini. Va detto semplicemente questo: se si vuole tornare a fare qualcos'altro si dica con chiarezza. E il fatto è, si è pensato, si è voluto AICA, ci sono 33 comuni e quindi 33 soci che hanno voluto questo modo di gestire l'acqua, e allora perché non si fa di tutto per aiutare AICA ad avere le condizioni necessarie per mandare avanti in maniera ottimale il servizio, che possa essere anche una buona cosa per i cittadini, perché un servizio pubblico dell'acqua come prima cosa dovrebbe avere una bollettazione meno cara, perché tutti gli utili dovrebbero essere utilizzati in questo modo, e naturalmente una rete idrica più efficiente. Ma a prescindere da questo ci chiediamo qual è l'intenzione soprattutto dei sindaci, che ancora non hanno manifestato chiaramente la loro opinione, tranne qualcuno che ha fatto anche delle pubbliche dichiarazioni in tal senso. Allora si dica ai propri cittadini e prenderemo atto eventualmente, se sarà il caso, di indire un referendum nelle varie realtà, come muoverci in questo senso. Quindi sperate nella prefettura, nell'azione della prefettura? Noi speriamo nell'aiuto di chiunque, ma soprattutto speriamo che il buon senso porti i primi cittadini, che sono i responsabili delle loro città, ma soprattutto i rappresentanti dei loro cittadini, a fare di tutto perché il servizio venga svolto nel miglior modo possibile. E avendo fatto una scelta a suo tempo, a luglio venne costituita questa consortile, e allora che si dia la possibilità alla consortile di funzionare. Il gattopardismo agrigentino sembra farla da padrone, tutto si fa, tutto si ricostruisce per restare sempre allo stesso punto. Lei come sindacato di Agrigento, della UIL, cosa sta succedendo e cosa sperate anche nei confronti dei cittadini che purtroppo giorno dopo giorno vengono vessati dalle bollette dell'acqua, dei rifiuti, insomma un cittadino che è solo una spugna da spremere? Paradossale è l'atteggiamento di molti sindaci della provincia di Agrigento, che prima hanno dato la disponibilità alla creazione di AICA e ora stanno facendo marcia indietro. Leggiamo dai comunicati stampa che in questi giorni si è consumata anche una frattura nell'assemblea dei sindaci. Dovevano ratificare l'elezione del direttore generale e si sono litigati, quindi non l'hanno fatto. Quindi c'è una cordata di sindaci che sono per AICA e un'altra molto sostanziosa che sono contro. Vogliamo capire quali sono le reali intenzioni, dove vogliono arrivare. L'AICA è la gestione pubblica del sistema idrico in provincia di Agrigento, va tutelato, l'hanno fortemente voluto i primi cittadini, l'ha voluta la popolazione, quindi dobbiamo fare in modo di farlo funzionare. Oggi questa protesta è per capire dove vogliamo andare. La protesta continua oggi davanti alla prefettura, ma sembra che ad Agrigento tutto cambi per non cambiare nulla. Ma oggi è il momento di fare chiarezza sulla posizione dei sindaci che hanno espresso la loro volontà verso la consortile per una gestione pubblica dell'acqua. Ecco, se ci sono dei ripensamenti, che questi vengano messi alla luce, che si possa fare chiarezza sulla posizione di chi ancora non ha utilizzato le somme destinate dalla Regione per poter dare liquidità all'AICA e quindi prospettive di una gestione sana e virtuosa. In questo senso, se ci sono dei ripensamenti, ecco, che lo si venga a dire e si possa prendere contezza delle varie posizioni, e se c'è da rivedere lo strumento per gestire l'acqua,
ecco, che si faccia chiarezza su questo punto. I sindaci oggi devono dire qualcosa. Oggi presenti qui con quali obiettivi e con quali fini? Oggi siamo presenti qui per fare funzionare AICA, per fare funzionare questo consorzio che a luglio è nato con 33 sindaci, e questi 33 sindaci hanno proclamato e hanno dato il benvenuto all'acqua pubblica. Purtroppo così non è. Purtroppo così non è. Ancora oggi praticamente all'interno sia del CDA sia dell'Assemblea dei Soci, che sono i sindaci stessi, non c'è un accordo e si vede palesemente che magari forse non c'è la volontà di proseguire o si vuole proseguire in altra maniera, ma a questo punto si dica come si vuole proseguire. La CGIL è in campo con il cartello sociale, ecco, riuscirete a scardinare con questa protesta e con altre che avete fatto il sistema politico che impedisce purtroppo il regolare svolgimento di un'attività, di un'azienda che tutti i sindaci hanno voluto e che ora forse per motivi politici non si va avanti? Noi facciamo il nostro dovere, abbiamo l'obbligo di fare il nostro dovere, crediamo nelle cose che diciamo e che facciamo. Che questi sindaci poi decidano di passare sulla pelle dei propri concittadini, sui lavoratori, su servizi essenziali è una responsabilità loro, se l'assumano in pieno. Noi li denunceremo con nome e cognome chi fa cosa, quali sindaci cercano di scardinare questa azienda pubblica per liti non dicibili. Qualcuno ancora non capisce per esempio la differenza tra essere proprietà ed essere membri con l'obbligo di gestire come il CDA e quindi vuole prevaricare. Qualcuno non è riuscito forse a bloccare prima un bando pubblico per la nomina di un direttore generale e oggi lo rimettono in discussione. Dicano le ragioni per la quale un bando pubblico non va bene. Forse il nome che è uscito non corrisponde alle esigenze di qualcuno? Questi interrogativi noi li poniamo con schiettezza, senza girarci troppo attorno, e se fallisce AICA devono sapere che ne sono responsabili davanti alla città e che comunque noi non consentiremo un ritorno al passato attraverso qualche azienda amica che possa gestire per nome e per conto. Sì, la segreteria regionale della FICT in CGIL è presente a portare solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori, a chiedere l'immediata nomina del direttore generale e a chiedere che si dia certezza rispetto a questo tema importantissimo. Quindi continueremo la lotta finché tutto non sarà risolto.